Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Oggi vi portiamo una notizia interessante che riguarda non solo il presente della nostra squadra, ma anche il futuro. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è sempre vigile sul mercato e le novità non mancano mai. Prima di entrare nei dettagli, vi invito a mettere un like a questo video e iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità sul nostro Napoli. Secondo quanto riportato da Emanuele Cammarotto su Napoli Magazine Live a *radio.0*, il Napoli sta continuando a guardare avanti, con operazioni che potrebbero già definirsi in vista della prossima stagione. La vittoria contro il Palermo in Coppa Italia ha dato ottimi segnali, soprattutto da giocatori come Ngonge e Gilmour, che hanno risposto alla grande. Tuttavia, ci sono ancora alcune situazioni da monitorare, specialmente in difesa. Cammarotto sottolinea che l'idea è quella di rafforzare il reparto difensivo, con un'alternativa valida a Ramani e Buongiorno. Un'altra questione aperta riguarda Giacomo Raspadori. Il giocatore, che sembra in difficoltà nelle ultime uscite, potrebbe essere destinato a lasciare Napoli. La sua cessione aprirebbe la porta a una possibile operazione di mercato, che includerebbe anche un laterale destro, una richiesta specifica di Antonio Conte. Tra i nomi seguiti, spicca Patrick Dorgu del Lecce, mentre Singo del Monaco rimane un'opzione difficile da concretizzare a causa della resistenza del club francese. Ma non finisce qui. Il Napoli sta già guardando alla prossima stagione, con un occhio rivolto al futuro vice Lukaku. Il nome caldo è quello di Ange Ioan Bonni, giovane attaccante del Parma, che il Napoli potrebbe decidere di bloccare già a gennaio per assicurarsi un'opzione per il futuro. E voi, tifosi, cosa ne pensate di queste possibili mosse di mercato? Raspadori dovrebbe partire? E Dorgu sarebbe il rinforzo giusto per la nostra fascia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità sul nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!